Bandiera rossa per il primo weekend agostano a Jesolo e al Lido di Venezia. A essere agitato però non sarà il mare, ma i bagnini che entreranno in sciopero per vedere riconosciuti i loro diritti. A Jesolo braccia incrociate per l'intera giornata di domenica, resterà garantito il servizio per una torretta ogni 3. Dopo settimane di trattative si era raggiunto l'accordo sulla parte economica, ma il tavolo è saltato quando si è iniziato a parlare della pianta organica. Una rottura che porta indietro la condizione dei bagnini jesolani di oltre 30 anni. L'ultimo contratto integrativo è stato siglato nel 2013, scade il 31 dicembre del 2015, ma l'azienda improvvisamente ha deciso di interrompere qualsiasi tipo di relazione con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori, disdettando di fatto tutti gli accordi dall'83 a oggi. Non si rendono conto che con questo atteggiamento stanno mettendo seriamente a rischio un ramo d'azienda così importante, ha commentato il presidente di Jesolo Turismo Luca Boccato, amareggiato per la drastica chiusura della trattativa. Temiamo seriamente che con lo sciopero finisca per sempre questo ramo d'azienda. Per la società, infatti, il rischio è che i consorzi non rinnovino più i contratti, con la conseguente chiusura del servizio di salvataggio e l'inevitabile riduzione del carico di lavoro per gli 80 bagnini. Sono deluso dal risultato finale della trattativa, dalla posizione dei sindacati e da quella di Jesolo Turismo, il commento del sindaco di Jesolo Valerio Zoggia. L'amministrazione si è spesa in tutti i modi, ora si rischia di compromettere decine di posti di lavoro per prese di posizione troppo rigide e personalistiche. Mi auguro che alla fine non ne subiscano le conseguenze i nostri ospiti. 2 giornate di sciopero invece al Lido di Venezia. Sabato e domenica niente soccorsi per protestare contro la drastica riduzione del personale addetto al servizio spiagge e dei bagnini che denunciano anche il mancato rispetto degli accordi contrattuali, oltre che il mancato pagamento degli istituti e della 14ª mensilità. Insomma, per le spiagge veneziane il primo weekend agostano si preannuncia decisamente bollente.